Allora, siamo qui al Vescovado e abbiamo così, l'onore, per me è sicuramente un grande onore poter intervistare Sua Eccellenza il Vescovo. Grazie. Ci siamo sentiti anche l'anno scorso, è stata un'intervista anche seguita. Allora, siamo a fine anno e ci permettiamo di fare un po' di domande, diciamo, sulla diocesi. Allora, partendo subito a spron battuto, quando lei si è insediato ha iniziato a fare una certa opera di riorganizzazione, le cosiddette unità pastorali. Se non sbaglio lei è 3 anni e mezzo che è il Vescovo di Chioggia. Cosa vuol dire? Perché voglio dire, non tutti seguono un po' con attenzione. Allora, prima c'era la parrocchia, adesso ci sono le unità pastorali. Ci può spiegare un po' meglio quali sono le motivazioni, l'organizzazione, l'opportunità? Cosa vuol dire unità pastorale? Le unità pastorali rappresentano di per sé un fatto nuovo, anche se fanno fatica ad essere accolte nella loro novità, quanto piuttosto quasi nella loro necessità, e cioè l'idea fondamentale si dice, siccome non ci sono preti per ogni parrocchia, allora a un prete vengono affidate più parrocchie. Questo non è il concetto di unità pastorale. Unità pastorale significa una collaborazione organica tra comunità che hanno una loro identità e che chiamiamo ormai tradizionalmente la comunità parrocchiale, quindi fa riferimento a un luogo di incontro che è la chiesa o sono degli ambienti. Una volta avevano sempre anche un prete residenziale, adesso non sempre c'è il prete residenziale, però la novità fondamentale sarebbe questa: più comunità in un territorio che hanno problemi comuni, sono relativamente vicine. Siamo anche in tempi in cui le forze presenti nelle comunità diminuiscono, non soltanto perché diminuiscono i preti, ma anche la frequenza dei laici, la presenza, la disponibilità. Allora è il caso di dire, forse c'è il rischio di rimanere impoveriti in ciascuna piccola parrocchia, o grande o media che sia, impoveriti nella qualità dei servizi. Uniamo le nostre forze, ci coordiniamo e camminiamo insieme arricchendo l'esperienza pastorale delle varie comunità, che per una maggiore preparazione, una maggiore vitalità e una maggiore qualità della vita cristiana si uniscono insieme. Ecco allora unità e pastorali. C'è un'azione pastorale che viene condotta assieme. Certo che questo richiede il superare il campanilismo e un certo spirito di comodità. Io voglio tutto nella mia chiesa, fuori dalla mia porta di casa, con i miei 8-10 bambini o 15 che sia, mentre invece l'altra è un'esperienza di chiesa che accosta più attuali comunità parrocchiali, ma con lo scopo di una più ricca, viva e vivace esperienza educativa di fede dei cristiani che partecipano, che fanno parte di queste comunità parrocchiali, che trovano in uno o talvolta anche in più sacerdoti le loro guide. Per esempio abbiamo un'unità pastorale di 5-6 parrocchie con 3 sacerdoti, e la loro collaborazione, la loro presenza, arricchisce e dà maggiore qualità al servizio pastorale stesso. Infatti, da quel che sappiamo, lei ha sempre insistito molto sulla collaborazione e la corresponsabilità dei laici. Come siamo messi? A che punto siamo?
La collaborazione e la corresponsabilità dei laici richiede due forti passaggi di cui c'è molto bisogno ancora e non siamo moltissimo avanti, anche se qualcosa si fa. Allora, innanzitutto bisogna partire dall'idea che tutti i battezzati sono responsabili della loro fede. La fede che si vive sia a livello personale, a livello familiare e a livello comunitario, non in una comunità dove si partecipa. E la comunità è organizzata proprio per essere più ricca, facciamo parte, si capisce, della Chiesa universale, però ci incarniamo in una Chiesa diocesana guidata dal suo vescovo, suddivisa in parrocchie o unità pastorali dove i presbiteri rendono presenti appunto in unione con il vescovo il servizio ministeriale e per affinità diciamo di problematiche e di territorio abbiamo anche la suddivisione in vicariati. Ecco, questa articolazione dovrebbe favorire la partecipazione all'unico cammino della comunità diocesana attraverso queste strutture che si dotano di organismi di partecipazione. Abbiamo un consiglio pastorale diocesano, ci sono i consigli pastorali vicariali, ci sono i consigli pastorali parrocchiali. All'interno delle parrocchie poi c'è, e di tutta la Chiesa, ci sono anche specifici problemi, oltre che pastorali anche economici. Allora c'è un consiglio per gli affari economici diocesano, ci sono i consigli per gli affari economici parrocchiali. Però il discorso della trasmissione della fede. La fede non è affidata solo al presbitero. Il presbitero ha una parte di compiti per quanto riguarda la fede, la guida della comunità, il suggerire strumenti, guidare, formare, ma la trasmissione della fede è impegno di ogni battezzato. Ecco perché nelle comunità ci sono i catechisti, gli animatori liturgici. Dovremmo lavorare molto di più anche per le coppie che possono darsi da fare per stimolare i genitori che chiedono il battesimo ai loro figli, ecco, perché possono fare un cammino di fede proprio per l'impegno che un genitore assume quando decide di battezzare un figlio. Ecco, credo che qui abbiamo diversa strada da fare. Primo, perché anche noi sacerdoti, e metto dentro anche il sottoscritto, abbiamo bisogno di essere in grado di consegnare le responsabilità, di affidare ai nostri laici i loro spazi, di saper ascoltare le loro indicazioni, ma anche i laici devono farsi avanti e assumere, sentire che è importante, anzi scaturisce dal loro battesimo il compito di essere anche loro educatori nella fede, collaboratori nella vita della comunità parrocchiale, nel vicariato e nella diocesi. Questo è il percorso proprio perché ci sia una Chiesa popolo di Dio con i vari doni, responsabilità, disponibilità e mettere a frutto le forze di tutti, tanto più in un tempo in cui dobbiamo dire, c'è una tendenza ad allontanarsi dalla vita delle nostre stesse comunità. Allora, qui abbiamo bisogno di uno slancio sia missionario, di annuncio, e anche di uno slancio vitale per tenere vive le nostre comunità cristiane.
Allora, Eccellenza, da pochissimo tempo sappiamo che anche il Papa è su Twitter. Lei ho avuto occasione di vederla su Facebook, magari non molto frequentemente, ma ho visto che qualche volta i suoi interventi li ha fatti. La diocesi, i settimanali diocesano sono in internet, quindi la Chiesa sta utilizzando questi nuovi media. Lei come pensa che si possa promuovere questa presenza e anche l'uso di questi mezzi da parte della Chiesa e della comunità diocesana al servizio della società e del Vangelo? In più, per uno, parlo in questo momento un po' a titolo personale, che a volte si trova a navigare nei social network e anche questi social network sono dei mezzi formidabili a mio avviso di comunicazione, però a volte comunicano dei messaggi positivi e a volte anche facilmente ci sono messaggi estremamente negativi. Un cattolico, magari non bravo come me, ma cioè nel senso che non sono certo un bravo cattolico, ma come dovrebbe reagire? Dovrebbe far finta di niente? Può interagire? Non so se sono stato chiaro nella domanda, quello che voglio dire. Io posso rispondere alcune cose, voglio dire, certamente la nostra fede per definizione è comunicazione. Il Vaticano II ci ricorda, no, che piacque a Dio manifestare se stesso e i disegni e i suoi progetti, quindi è comunicazione. Questa comunicazione che è rivolta agli uomini, dunque tutto quello che può essere utile per questo scambio, per questo confronto, e certamente gli attuali mezzi di comunicazione rispetto per esempio alla predicazione o rispetto alla carta stampata hanno più facilmente la possibilità di avere sia l'andata come il ritorno, cioè se io dalla chiesa predico, va bene, poi ho finito la mia predica, la gente ascolta e poi non so se ha condiviso, se ha capito, eccetera. Gli articolisti dei giornali scrivono la loro opinione, le loro ricerche, il lettore le legge, poi fa i suoi pensieri, è finito così. E se avesse qualcosa da obiettare, niente, il giornalista ha lui la pagina e se la fa come pensa. Bene, questi mezzi allora hanno sia la possibilità di dare degli input, per esempio, vabbè, adesso dice no, il Papa utilizza Twitter, eccetera, vabbè, che cosa sono? Cosa sono 140 parole, 140 lettere? Vabbè, sono dei messaggi, dei spunti, a cui dopo però molti possono reagire. Ecco, io non so quanto tempo abbia lui poi di rileggere il tutto, ma ecco, anch'io in passato leggevo di più Facebook, adesso poi una volta avevo sentito anche Twitter, eccetera, ma non ho neanche tanto tempo perché si richiede. Però è vero che alcune volte, che io tengo magari la sera, arrivo un attimo e vedi un problema, puoi interagire, dopo ti arriva la risposte naturalmente positive e negative. San Paolo usa questo criterio: ascolta tutto e ritieni ciò che è buono. Certamente non è da entrare nella logica dello scontro, però la logica sì della puntualizzazione motivata, ragionata, certo è una possibilità. Quindi il poter mettere in comunicazione il settimanale, i programmi pastorali, questo che è stato, dire il vero, io non è che utilizzo tantissimo e non metto in rete neanche tantissime cose tra quelle che scrivo, che faccio, voglio dire, però certamente è un'opportunità che va utilizzata, e questo permette anche, dove c'è volontà di dialogo, permette un dialogo, una discussione e un confronto. Dopo sempre si infila chi la butta su un altro versante, dice gli insulti, dice le parolacce o sentenzia, e vabbè, è quello che capita anche quando si parla a voce o
alcune volte si riesce a dialogare, altre volte è uno scontro, altre volte è un confronto tra sordi che alla fine ognuno rimane nel suo parere. Ecco, io dico su questo sempre che quello che conta non è solo quello che si dice, ma soprattutto le motivazioni che si adducono. Quando uno porta delle motivazioni, poi uno legge e aderisce o meno alle motivazioni. Uno può dire anche le cavolate più grandi, però per lui hanno queste motivazioni, 1, 2, 3. Allora sulle motivazioni poi tu puoi dire guarda che forse se invece uno fa la sparata e basta, allora comunque è vero che sono un'opportunità, forse per qualche verso potrebbero anche essere utilizzate meglio, ma anche da parte nostra come Chiesa, perché tante volte si creerebbe anche qualche maggiore confronto, ecco, non soltanto fare il proclama o dire il proprio parere, ma sentire anche che ricezione c'è e poter poi con calma rispondere. Ecco, quindi sostanzialmente è una cosa positiva. È una cosa positiva, disposti anche a dire come un qualsiasi strumento umano anche è sempre a doppio taglio, cioè lo puoi utilizzare bene, lo puoi utilizzare male, ma ogni azione umana ha la sua possibile duplicità e quindi accettiamo che ci sia anche questo. Senta Eccellenza, è un periodo tra virgolette brutto per la politica, perché insomma sui giornali ogni giorno che si apre un giornale o si apre il computer purtroppo si hanno sempre notizie negative, sembra che tutti i politici siano uno peggio dell'altro, eccetera. Io ho fatto politica attiva per 10 anni e ho mal di pancia io, quindi so la gente cosa che prova. Io ho visto che anche lei, a mio avviso non per cavalcare l'antipolitica, perché alcuni la cavalcano, ma ho visto che ha fatto spesso degli interventi insomma molto chiari e anche forti. Ha avuto qualche reazione, qualche riscontro su questi suoi interventi? Sì, certo, ho qua qualche lettera, ma voglio dire, allora, gli interventi, almeno nel mio intendimento, erano questo, cioè erano un appello, sperando che i responsabili soprattutto li considerino, come a dire, avremmo bisogno per dire a questa gente guardate, voi siete impegnati eccetera, vabbè, poi può essere che ognuno dentro le sue intenzioni possa anche fare del bene eccetera o tutti non sono uguali, però sapere che si fa parte. In questo caso mi sono riferito più spesso a due realtà, i partiti politici e le Camere, Parlamento e Senato. Perché? Allora, Parlamento e Senato perché le leggi le fanno loro e noi eleggiamo quasi 900 persone perché siano lì a proporre leggi per il bene comune e non per questa lobby, per quest'altro interesse, per quest'altro e per quest'altro. Allora qui spesso ho detto va bene, il governo fa la sua strada, fa i suoi decreti, dà i suoi problemi, chi deve governare deve tappare i buchi eccetera e diciamo lo ha fatto ponendo grossi pesi sulle spalle di tutti. E quindi dicendo di tutti ha preso il povero, il medio, ma non in proporzione forse totalmente uguale. Comunque qui si apre un'altra discussione. Ma io mi sono riferito principalmente per chi fa quelle leggi e chi ne è responsabile, perché troppo spesso si è visto che passano le leggi non per il bene comune, ma per bene di un gruppo, l'altro, quest'altro, eccetera, eccetera. Allora il secondo riferimento è i partiti politici. I partiti politici mi colpisce sempre che, vabbè, ci sarà la volontà dell'unità, che molto spesso basta che il capo dica si fa tutti così e tutti devono fare così.
anche se ci sono delle obiezioni. Vabbè, non entro in particolari. Poi, che i partiti abbiano permesso che in questi anni, ecco, tutte queste cose quotidiane, che con finanziamenti, soldi pubblici, eccetera, fosse così facile che tutti potessero, i membri di questi partiti che poi fanno parte delle strutture, eccetera, potessero approfittare in maniera così, adesso viene fuori apertamente, sperperatoria di beni, eccetera. Vabbè, dobbiamo tacere sempre? No, allora ripeto, sì, ho avuto consensi proprio per questa denuncia che non è così populistica, ma dire, insomma, possiamo contare su persone che esercitano una loro responsabilità e che non sono solo là a far numero per rispondere a. Poi certo ci sono anche tantissime altre, ho detto anche altre cose, per esempio per gruppi di dirigenza con stipendi grandissimi su cui non si è posto mano, eccetera, eccetera. Vabbè, allora certamente ho avuto consensi, non mi nascondo che anche magari qualche faccia così lo capisco e che magari qualcuno che avrebbe avuto anche qualcosa da ridire magari ha avuto meno libertà di dirmelo, nel senso che tante volte è più facile esprimere le lodi e i consensi che non anche, ma non mi sarei meravigliato e accetterei anche che ci sia chi dice eccellenza, forse, però voglio dire, ecco, io con onestà, almeno personalmente, e anche con, è vero, una certa chiarezza, volevo dire, ma guardate che le vediamo tutte queste cose qua, è possibile che nessuno faccia niente, tanto è vero che lo sconcerto della gente è: ma adesso da chi ci rivolgiamo? È vero, perché sembra che non si possa fidare di mamma mia, veramente, siamo veramente in questa situazione. Allora, questo era l'appello, tutto sommato erano degli appelli, voglio dire, ecco, non erano grandi elucubrazioni. Bene. Senta, eccellenza, io ho avuto la grandissima fortuna, la considero non perché sono nella casa del Signore, non dono del Signore, di aver avuto 3 bambini in poco tempo. Adesso la più grande la stiamo seguendo il catechismo, la stiamo portando al catechismo e sto un po' così riscoprendo quello che ho passato tanti anni fa anch'io, e ovviamente con un'altra ottica, Sì. Ovviamente ne è passata tanta acqua sotto i ponti, la società è cambiata, purtroppo non in meglio, da quello che dai miei ricordi da fanciullo. Com'è la situazione adesso? Cioè, qual è il rapporto dei genitori che portano questi bambini al catechismo? Come la vede lei? Allora, il grande problema si chiama dell'iniziazione cristiana, che vuol dire l'iniziazione cristiana è un termine per dire come si fa a introdurre uno nella vita di una comunità cristiana, a entrare dentro alla fede e a camminarvi dentro. Uno dice, se uno deve imparare a guidare, va bene, fa i suoi corsi, fa teoria, fa pratica, fa questo, fa quello, alla fine sa come si muove nella strada, non soltanto sa, ma impara anche a guidare, tenere, va bene. Allora, noi occupiamo il nostro tempo, diciamo, per introdurre alla fede, soprattutto gli anni della fanciullezza. Fondamentalmente, adesso io parlo a te che sei genitore, dunque quando sono nati i figli il primo problema che ti sei posto è: li battezziamo? Bene. Quando dici, sai che il battesimo si dà a un adulto perché prima ci vuole la fede e dopo si dà il sacramento. Credi tu, è stato tu che quando ti hai chiesto credi tu in Dio Padre, credi tu, e tu hai risposto in nome di tuo figlio o di tua figlia. Poi probabilmente
per la prima, dicevi che adesso fa la prima comunione, per 6 anni, 7, più niente, giusto? Comincia seconda elementare, supponiamo, allora adesso bisognerà cominciare il cammino per, e allora si portano per, eccetera. Farete un anno e mezzo di cammino, almeno loro, voi li portate là, poi non so cosa facciate. E poi fanno la prima comunione, poi ci sarà un'altra parentesi, che arrivano là nelle medie, poi un anno dove si prepara su qualcosa per la cresima, finito. A quel punto, arrivederci, fino, se quando sarà ora intendono sposarsi, ecco. Allora, il punto nodale adesso è quale? La via per trasmettere la fede è principalmente della famiglia. Allora, noi lavoriamo di media, pensa che per il catechismo un'ora alla settimana di media per 30 settimane, perché poi 20 non si fa, vuol dire 30-35 ore all'anno. Tu pensi che sia possibile offrire una introduzione alla fede con la comprensione, ma anche con la vitalità, eccetera? Allora diciamo, guardate, ecco la proposta che vorremmo fare. Innanzitutto il battesimo stesso avrebbe bisogno di un cammino pre-battesimale e post-battesimale ai genitori. Tu prima, come battuta, ma non voglio dire niente, non sono cattolico, cioè no, non è in questo senso, che probabilmente... Sono cattolico, ma sì, non sono, voglio dire... No, inserito pienamente, partecipazione. Non mi sento molto bravo in questo senso, perché effettivamente, come dice, scusa, interrompe Cenza, effettivamente passati 13 anni io ho continuato ad andare in chiesa, però meno con una presenza meno costante, è vero, è vero. Allora voglio dire, l'occasione del battesimo di un bambino, dice vabbè, adesso riprendi in mano un po', dice ma sai perché porti al battesimo il tuo bambino? Adesso cos'è che gli insegnerai tu in questi anni? Il bambino quando ha 2-3 anni comincia già a pregare, il senso religioso lo si fa nei primi 3-4 anni, allora si può andare al battesimo dopo 5-6 mesi, ma nel frattempo cominciare a dire guardate qua adesso che senso abbiamo della vita, hai detto che sono un dono, hai detto probabilmente che un grande dono. Ecco, allora primo c'è bisogno di un accompagnamento della fede dei genitori, perché sono loro che sono i primi a poter trasmettere la fede, il senso della preghiera, il senso religioso ai bambini, perché i primi 5-6 anni sono fondamentali. Quindi rivalutare il tempo della preparazione al battesimo e anche l'accompagnamento, se 2-3 volte all'anno, supponiamo, con le famiglie che quell'anno avete battezzato, ci fosse un incontro specifico per voi, dove si dice adesso guardate il bambino comincia così e gli aiutiamo a pregare, a conoscere questi 2-3 santi, a conoscere queste 2-3 parabole bibliche, e 3 volte all'anno avreste un cammino, insomma in 6 anni sono sempre 3-18, e anche la vostra fede forse, ecco, così pure poi il problema quando un bambino a 9 anni in quarta elementare fa la prima comunione, che preparazione ha a capire cos'è l'Eucaristia? Facciamo fatica anche noi adulti. Allora ci dovrebbe essere un pochino più tempo, tanto ecco l'idea che proponiamo è di portare la comunione più avanti, e l'ordine sarebbe, volendo, si potrebbe fare prima la cresima e dopo la comunione. Addirittura? Sempre stato, se tu ti ricordi il catechismo, hai sempre imparato che i sacramenti quali sono? Battesimo, cresima e Eucaristia. Si è sempre detto così, anche se si è fatto l'inverso. E perché la cresima è connessa più con il battesimo, una riconferma delle promesse battesimali, e quando uno è pienamente inserito nella comunità, il battesimo si celebra una volta per dire che è una porta d'ingresso. La cresima si celebra una volta per dire che è una conferma che stai camminando nella fede, ma poi entri nella pratica quotidiana
della comunione, l'Eucaristia, e quello diventa, tu sei introdotto a vivere. E quindi fare la comunione più tardi? Potrebbe essere in quinta elementare, in prima media, si può anche celebrare assieme cresima e comunione, oppure in quinta la cresima, in prima la comunione, o in quarta la cresima, in prima la comunione, va bene. Però ecco, ci sono degli spostamenti, ma tutto è finalizzato a che cosa? Perché il bambino che cresce accompagnato dai suoi genitori possa introdursi in maniera più piena nella comprensione e sentirsi che si inserisce in una comunità. Se tu parli con i catechisti che fanno la cresima, ti dicono che preparano la cresima, ti dicono che è una mezza disperazione, perché in seconda, terza media hanno altri problemi per la mente, allora il riprendere in mano la struttura, l'organizzazione, ma soprattutto l'accompagnamento delle famiglie. Sono le famiglie che sono le prime che diventano testimoni della fede. Noi come Chiesa li aiutiamo qualche ora, non possiamo fare di più. Anche se chi va a messa ogni domenica a un'ora alla settimana, sono 50 settimane e 50 ore all'anno, che cosa corrispondono? 2 giorni e mezzo, 24 e 24, 48, bene, 2 giorni. E possiamo dire che possiamo trasmettere la fede con solo questo, se non c'è una presenza della famiglia. Allora, riprendere in mano il cammino dell'iniziazione cristiana vuol dire mettere al centro la famiglia e noi, come comunità cristiana, essere di supporto alla famiglia in queste grandi tappe. Diamo la fede e poi la celebriamo nei sacramenti, e non celebriamo prima i sacramenti e poi se viene la fede, se no pazienza. E qui c'è una difficoltà e per noi preti e per noi genitori, perché no, sconsoliamo troppo, e noi siamo fatto così, eccetera, eccetera. Non abbiamo tempo. Abbiamo tempo, eccetera, ecco il compito educativo. Quindi qui c'è un bel cammino da fare, ci stiamo impegnando e con fatica per noi sacerdoti, perché chiede anche maggiormente impegno. E meno scadenze esteriori, ma più continuità e contenuto. Se no capita che diamo a tutti i sacramenti e a pochi la conoscenza della parola di Dio e la fede. È vero. E in pratica è superare, per fare un paragone, gli anni del sei politico, che uno dalla scuola e aveva il diploma, tutti si davano il diploma, e però alla fine veniva fuori gente che non sapeva né leggere né scrivere. Perché adesso noi viviamo un tempo diverso. Al mio tempo eravamo tutti cristiani, se andavo fuori casa, se incontravi le persone, parlavi, per tutti esiste Dio, tutti conoscono la Chiesa, tutti vanno alla fede, tutti vanno in Chiesa. Adesso guarda che no, si vergognano anche i nostri figli qualche volta a scuola di parlare di fede, perché tutti quanti i mass media eccetera combattono contro. Allora voglio dire, o tiriamo su gente ben solida e formata, e se no c'è l'abitudine sociologica di fare queste 3 tappe, battesimo e comunione, e poi insomma sarà quel che sarà. Questo è il cammino e l'impegno che ci è chiesto. È un bel progetto. Eccellenza, niente, io concluderei questa intervista con una parola su queste famiglie. È un momento di estrema difficoltà per tantissime famiglie, tantissima gente perde il lavoro, ci sono problemi non facili da risolvere e io così registro che manca un po' la speranza, cioè purtroppo per tutta una serie di motivi c'è questo bisogno di speranza, che io credo che oltre ad averne così diritto ci sono anche i fondamenti, a mio avviso, di averla, perché ho visto a volte situazioni, per esempio c'è stato perché oggi ho un incidente di una ragazza che ha avuto incidente sul lungomare, e ho visto che la cittadinanza, i ragazzi, i giovani si sono attivati subito per cercare di dare una solidarietà concreta. Credo che questa crisi ormai, cosa vuoi, è un termine comune, e certamente il momento che stiamo vivendo è certamente difficile.
però possiamo dire che ha messo in risalto due realtà. Da una parte, ed è quella che ti fa un po' qualche volta un po' ribollire, diciamo, ci si potrebbe fare presenti con appropriati strumenti sia di carattere sociale, amministrativo, di presenza, eccetera, mentre hai la sensazione che chi di dovere non si muove, tutto va avanti come prima e non si tocca. Ed è vero, ci sono famiglie che si trovano, anche piccoli imprenditori o situazioni che si trovano là e dice guarda, nessuno viene in cerca e tu non riesci ad andare fuori, la banca richiede che devi saldare quel che devi saldare, prestiti non te ne fa e non salta. E ecco, questo è la parte negativa che la crisi mette in atto, cioè tante volte non sempre si accorre con possibilità che ci potrebbero essere. Dall'altra parte è vero che si è messo in risalto anche una solidarietà e una vicinanza, in casa famiglia, nel Polesine una casa di accoglienza sia per disabili come per minori o per gente che ha avuto problematiche particolari, e adesso dobbiamo ristrutturare e mettere a norma anche qui a Sottomarino una casa di accoglienza immediata di chi si trova a avere un mese o due senza nessuna possibilità, non stabile, ma di primo intervento finché le strutture sociali si danno da fare, eccetera. E poi abbiamo messo in piedi dei centri di ascolto dove un'infinità di persone vengono con i loro problemi, eccetera. Qualcosa abbiamo messo noi, molto è stato messo anche da banche, da strutture, da fondazioni, per andare incontro a superare i 2-3 mila euro, per superare il momento di crisi. Insomma, una distribuzione, ma soprattutto il bisogno di sentire che ci si prende a cuore di questi problemi, ecco. Quindi, e con molta gente disponibile, perché non lo siamo noi preti. Gente, ecco, come dicevo prima, la corresponsabilità, dove si mettono a disposizione in ascolto, si danno da fare, accompagnano, eccetera. Poi le altre piccole cose che si possono fare, qualche raccolta, ecco, questi sono anche secondari se vuoi, però adesso ci auguriamo che la situazione economica, politica e sociale possa avere anche un'evoluzione, e che quindi, ecco, sento dire dappertutto quanto che ormai il 2013 dovrebbe essere un anno di uscita. Speriamo bene. Ecco, quindi speriamo guardiamo avanti, mettiamo non l'ingenuità ma quell'attenzione che ci mette nelle condizioni di permettere a tutti, ecco, una vita sufficientemente dignitosa, ecco. E qui è vero, speriamo che chi più può, più metta. Dobbiamo prendere questa regola, ecco, e se da questa crisi ce ne fosse venuto un insegnamento, questo darebbe speranza, ecco, anche alla popolazione che in questi momenti vive queste difficoltà. E comunque noi guardiamo non soltanto il basso, ma guardiamo anche dall'alto, e quindi è l'augurio che faccio che non lasciamo mai morire la speranza, anzi ci diamo da fare per fare sorgere nel cuore di tutti la speranza. Con questo è l'augurio che faccio anche per il prossimo anno 2013, e un saluto a tutti. Grazie, grazie.